Benvenuti a Pasta, Love e Fantasia. Oggi prepariamo un piatto succosissimo, un piatto siciliano, succosissimo, squisito, un piatto che fanno in Sicilia, succolento, succoso, buono, come devo dire, pieno di profumi. Bene, che devo fare? Momento, intanto pulisci la melanzana. Pelata? La pela, sì, pelala. Di profumi un po' orientali, una cosa squisita. Allora, prima si chiama anelletti al forno. Dunque, questi anelletti al forno dovete sapere che li fanno in 1000 modi. Io faccio proprio la ricetta della zia di una mia amica siciliana, perché ce ne sono 1000 modi. Allora, prima di tutto facciamo una passata di pomodoro cotta, quindi in una pentola mettiamo, scusami Andy, un filo d'olio, ecco, un filo d'olio, poi uno spicchio di aglio pelato. Senti Andy, lo sai che esiste anche il pelapatate? Non lo trovavo, scusa, è molto utile perché se fai no lo meno usavo, fatica. ma non l'ho trovato. Ecco, anche perché qui ce n'è uno perché molto sai speciale che fai? funziona molto bene, molto meglio dei soliti pelapatate, ma qui cercavo e non trovato, e mi sono detto che faccio, Ma sto perché fermo. stai così agitato? Calmati. Agitato, No, perché stai qualche molto cosa, agitandoti, che non serve, che non ci serve, perché anche perché siamo molto Amici. bene, certo. Soprattutto siamo amici. Oh, allora, per fare questi anelletti al forno, intanto servirebbe che tu dovresti blanchire, no, dico tu dovresti blanchire la pasta, gli anelletti. Ah, quando? Allora, aglio e olio, Quando e devo- lo fate un po' soffriggere. No, dico adesso, tu dovresti fare blanchire gli anelletti. Adesso proprio, davanti a tutti quelli che ci Proprio a stanno tutti guardando, quelli che ci scusa. stanno guardando, perché bisogna, Che fai che loro purtroppo non per si fare vedono, questo sì, piatto tu bisogna quelli- fare blanchire gli anelletti. E loro ci rimangono male se faccio bianchi qua, No, davanti no, a tutti quanti. no, È e una cosa purtroppo brutta e non sono si fa. mortificata assai, ma bisogna blanchire. È brutto davanti agli altri. Ok, Io ho te lo voglio capito dire. che tu non sai le terminologie della cucina francese. Quando blanchi qualcosa. No, blanchi. Quando Allora, blanchi blanchi qualcosa vuol dire che bisogna vuol dire lessico, leccare. No, te lo volevo dire proprio, In bisogna cucina non credo che sia- leggere molto nella vita perché fa bene Guarda la bocca, torna a casa Lessi. no, lessare, blanchi, ma con calma, meraviglioso. lessare la pasta. Grazie, prego. Purtroppo è Tutta? purtroppo è in pausa. È in andropausa e allora non riesco. Tu as salé l'eau? Sì, tra salello. È Petit. in andropausa. Bien sûr. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Oh, poi dopo Avec abbiamo messo il l'aglio. sarnese. Con questo devi fare un cuoricino di melanzana, perché dobbiamo... Questo, guardate bene, è a forma di Q. Sì, perché facciamo guardate una bene, è a piccola forma di teglia Q. di cuore. Ok, che non ho finito, volevo far inquadrare. Ho capito, ma non c'è È a forma di bisogno. cuore. È a forma di cuore. È quello che Esatto. Allora, togliete dalla padella, dalla pentola, l'olio e mettete a cuocere il sugo, il pelato di pomodori. Qua sta saltando tutto, eccoci qua. Con un po' di sale, Un petit peu de sel. un petit peu de sel e un po' di... no, niente più, per ora solamente un po' di sale. Poi a metà cottura i siciliani cosa fanno? Aggiungono al pomodoro un cucchiaino di zucchero, ma noi quello lo facciamo dopo. Adesso invece andiamo a friggere le fette di melanzana. I cuoricini piccoli devo fare qui, no? Sì, i cuoricini piccoli, ma prima anche le fette, va bene? Mentre tu tagli quelle, io faccio le fettone, perché questi anelletti al forno si fanno con le melanzane a fette. E ora noi facciamo anche i cuoricini perché naturalmente... Per guarnire, no? Per guarnire, perché vogliamo farla in una teglia a forma di cuore. Ma guardate che belli, si possono inquadrare per cortesia? Ecco qua. Guardate che belli, si possono inquadrare per cortesia? Ma non c'è bisogno di fare tutto questo, mettili qua dentro che li friggiamo, Andy. Subito. Metti qua. Allora,
puoi colare la pasta, forse che è pronta, puoi guardarla un attimo. Allora, per fare questi anelletti ci vogliono piselli, melanzane, pan grattato, primo sale e pecorino, che è un formaggio siciliano per l'appunto. Non mi hai portato neanche un bouquet. Mi hai preso il bouquet e io non so il bouquet. Che ho fatto Ho necessità di un bouquet. i buchi l'ho fatti qua. No, i buchi li hai fatti là, ma a me serve un bouquet. Il bouquet en français Ah, è... ecco, questi sono tutti bouquet. Guarda. No, questi sono uno bouquet. per uno, questi sono tutti bouquet. Sì, questi sono gli anelletti che sono bucati. Tutti bouquet. Ma a me serve un bouquet. In francese, nella cucina francese, il bouquet è un... Che cos'è un bouquet? È un... Innanzitutto c'è gente che ci non guarda solo, da casa. guarda, è molto bella È e grande, è ti una voglio cosa- dare un aiutino. Sì? È molto profumata. È molto grande e profumata. tu come vedi un bouquet e dici ma Che cos'è un bouquet? un bouquet è un profumo È eccezionale come pazzesco. le violette, no? Che tu senti No, non c'entrano le violette. Tu hai un Il bouquet. bouquet sono un Quando mi- si gioca un a mi- golf si va No, se bouquet. non guardi me, come fai? Pensi solo, devi guardare. guardare te per forza. Perché Allora, se guarda. un bouquet non mi No, dico, sono un mi, un bouquet è un mi, un mi un mi, un un mi. minestrone di buche profumo, questo Non è un minestrone, è un misto di erbe profumate. Ah, sì. Un bouquet è un misto. Le vado a prendere, stai tranquillo, le vado a prendere felice. io in La pasta, frigorifero. che dove la Vado devo io mettere? in frigorifero Sì, a la pasta dove la devo gira le melanzane Sì, e le devi fare belle a bruscatelle. Ma come posso stare con uno che non sa che cos'è un bouquet, che sarebbe proprio basilico, prezzemolo, maggiore, un bouquet, un misto di erbe? E come posso fare a stare con lui? Io non lo so, guarda, ma come devo fare? Eccoci qua. Non ho trovato tutto, però ho trovato il basilico che ci serve da mettere nel pomodoro. Scusa, e la anche pasta un è bella po' al di dente. prezzemolo. Allora io la colerei subito. E dove la metto? Dove la metto? Intanto mettila là dentro, Subito, signor. poi Là dentro dopo dove? bisogna... Qua con Là. la pasta, no? Poi ti do la teglia, la zuppierona qui, Sì. però prima bisogna passarci l'acqua fredda sopra. Sì. E quindi... Sì, tieni, grazie. eccoci. Perché Per bisogna bloccare metterci la per cottura, bloccare la cottura, perché naturalmente ci serve così. Allora, mettiamo un po' di prezzemolo e un po' di basilico nel sugo, ecco, a pezzi, perché deve essere molto profumato. E per esempio, Andy, sai che cosa vuol dire concassé? Assolutamente. Oh, e che vuol dire concassé? Quando tu fai il tango, fai il tango col cassè. E che col cassè, se col caschè, col caschè. Oppure se capito, quando stai, sono vari, tu c'hai male, come ti passa? Con cassè, capito? Un cassè, faccio anche prendo un cassè. Eh? Un cassè, mi passi il male col cassè. Appunto, è quello il che caschè e il l'ho cassè. detto io per prima, scusa, mica l'hai detto tu. Io È le una cose le cosa so. proprio incredibile. Oh. Va bene, allora, vediamo un po' questa fritturina che mi sembra un po' lentina. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Questo piatto è veramente proprio J'ai profumatissimo, terminé perché c'ha un sacco di cose. avec Che- le concassé. L'hai fatto? Oui. E Allora. il bouquet garni. A metà cottura del sugo dovete Delle aggiungere sauce. un cucchiaino di zucchero, che questo qua. darà, Dis-moi. perché dà alla salsa, il sugo lo fa diventare un po' più dolce. Ecco, io lo metto così. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Sì. Un petit peu de l'huile ici. No, non ci va l'olio No. e non ci va perché dobbiamo condirlo col sugo. Eccoci Non, qua. per non farlo attaquer maintenant. No, maintenant non ci vuole niente, no, non si amma- s'attoppa. no, non si attoppa niente. Allora, noi ci abbiamo il sugo pronto, ci mettiamo subito il Vengo là? sugo, no, vengo io qua. Bene. Ecco, ci mettiamo un cucchiaio di passata di pomodoro dentro, lo giriamo e ci grattiamo dentro un po' di formaggio pecorino, anzi, abbondante formaggio pecorino. Ce lo metti tu, Andy? Subito. Ok. E c'è l'arnese? Eccolo là l'arnese. Questo. Eccoci. Sì. Intanto bisogna che queste
Abbondante? Melanzane abbondantissimo Abbondantement? perché ci piace moltissimo il pecorino. Questo è un piatto ricco, questo piatto lo si potrebbe fare per esempio durante le feste, che ne so, lo potete fare d'estate sicuramente a Ferragosto, oppure si può fare a Capodanno, oppure si può fare a Natale. Ma no, Marisa, ma no. Natale Come poi no? per me uno non ci pensa, ma per me è sempre stata sono feste, sì, sono gioiose per i Sono bambini, gioiose, ma per bellissimo, noi il Natale è grandi, meraviglioso. A ma me per noi piace grandi tantissimo il il Natale, le feste in famiglia, se ci pensi bene. No, io ci penso benissimo, a me mi piace no, proprio. appunto, ma durante Natale, Pasqua, quando questi ricordi di famiglia, Eh, non si fa mai l'amore. ma, Non si fa, no. ma quando mai si fa? No, Quando non mai? si Chi fa, l'ha no, detto? te lo dico io. Ma io veramente non voglio dire delle mie cose perché il pubblico non è una cosa carina, ma io Quando ci sono veramente lo queste faccio. cose in famiglia, che sono tutte in famiglia, vengono i eh. parenti, cose. Guarda, scusami, sono contraria a questa cosa che dici perché io anzi, Tu fai la maggior parte anzi, delle case, no. durante le feste, queste cose di famiglia, quando sono due, non si fa mai l'amore. Ma non è vero perché anzi, non voglio dire, ma io invece diciamo, ma non non è voglio così. parlare delle Ma mie no. cose private, però si fa. Durante le si feste, fa. Pasqua, Ma parla quando per sono tutte le te. feste, non si fa. Ma perché? Perché ci stanno troppi cappotti sui letti. No, no. Cioè, la gente I dice dove va? cappotti Dice, sui queste letti. montagne di cappotti, Ma dice, cosa dove stai metti? Sotto il dicendo? letto? No. No. E poi ci sono Questa cosa, fai questa cosa che poi insomma, è una cosa che questa si Tu può lo fai dire, sopra si i può cappotti? dire, a parte che si può fare anche sotto i cappotti, tu ti puoi mettere sotto i cappotti. uno viene a prendere il scossi- cappotto, vede i cappotti che fanno così, che ti dici scusa, stavo cercando qualcosa. No, è No, brutto. vabbè, no, però, scusa, tu Che che- stai facendo sotto i cappotti? Ma tu per non fare Che troppo dici? casino, Le tu melanzane? chiudi. No. Ma mi arresco, ti sto organizzando. Ci sono i cappotti, ti ficchi sotto i cappotti che stai pure al calduccio, devo dire la verità, quella è la se comodità, viene avere i zia a cercare cappotti. il cappotto. Ho detto chiudi la camera, C'è quella bussa, chiudi la no? camera, Bu, bu, bu. che devi Mi chiudi serve la il camera, cappotto. ti metti sotto e tu dici aspetta, Ah, zia, aspetta, sto aspetta, facendo. aspetta, aspetta. Ho fatto, adesso puoi andare. Basta Andy, non so perché tu mi devi far parlare sempre di cose di cui... le melanzane, mi stai facendo bruciare No, le melanzane, guarda, io ho devo fatto parlare di questa questa cosa qui, signora. buonissima, devi aspettare, anzi fredda, va bene, non succede niente, perché quella è la base. Adesso, quante ore la vuoi fare? Perché non puoi non stare... lo so. Allora, perché lui è come un bambino, vuoi fare qualcosa? Gira le melanzane, è che non può stare fermo, non c'è niente da fare, si deve sempre muovere. Io vado, non le fare bruciare, mi raccomando. No. Guardami, quanto sei bello, mi tutto piace. sommato sei carino. Aspetta, mica che vengo subito. Alors, s'appelle mirepoix concassé brunoise. Et s'appelle bouquet garni, non bouquet, perché je sais les choses, toutes les choses. È elle che non sa niente. Preparato gli anelletti che sono meravigliosi, già una fame, già andrebbe benissimo. Avec le sauce, comme ça c'est Mamma mia, merveilleux. mangiati oui. così già sono buonissimi. Figurati! Adesso quello che andiamo a fare. Figurati! Allora, prendiamo una tegliettina a forma di cuore perché ci piace di più. Abbiamo fritto le melanzane. Allora, foderiamo la teglia con le melanzane. Che bello. Che bellino, Andy, mi Le piace aubergine. moltissimo. Le aubergine, c'est fantastique. Tu, per esempio, tu sais lardé. Oui, No, je tu, suis no, magre. dico tu lard qualche volta? je suis magre. No, lo Je so. suis sottile. Lo so che tu sei magro, ma tu qualche volta lard? Lard? Mai fatto il ladro in vita mia. Io No, sono un il bravo ragazzo, padre di ladro. famiglia. Lard, nel senso che tu cioè Là? fai la carne con lardo intorno. Come no? Ah, oui, oui, ecco, c'est allora lo naturel, vedi. Allora, quando avete messo praticamente foderato avec l'aubergine, con le après- eggplant, Oui. with eggplant, Eggplant. ecco, ci mettete Après un po' di l'anellina, di le anelletti, poi ci mettete qualche pezzettino di primo sale. C'est merveilleuse. C'est fraîche. No, beh, fresh non lo No? so. N'est pas fresh, Beh, insomma, no, pardonnez-moi. è fresh, ma... Je dis une estronsée. È fresh? Oui. No, mai, tu non le dici mai. No, Adesso- qualche no, volta Poi sì. ci mettete 2 pisellini che abbiamo cotto con l'olio e la cipollina. Ecco. Che odore. Poi ci mettiamo un po' di pecorino. Dove sta il pecorino? Qua. Ici, ici.
E dove sta il... Je gratouille. Un petit peu perché Oui. mi piace a me beaucoup. Eccoci qua. Saumon pecorin Basta avec così? le parmigiano. No, basta, grazie. Tu m'avais dit Ho beaucoup. capito, ho detto no, beaucoup, ma relativamente. Ci mettiamo un po' di sughetto, Oui. ecco, Et après? e poi facciamo un altro strato di anelletti. C'est comme une petite lasagne. È una petite, veramente 3 petite lasagne. Ecco qua. Petite, c'est È una bella robusta, porzione. robusta. Ecco, qua ci mettiamo un altro po' di pisellini poggiati sopra. Et après? Mamma mia che famiglia, Ancora che un di po' buono, di- buono. Poi ci mettiamo un po' di primo sale. Premier. Et après de pecorin E encore? certo ci vuole un po' di pecorino C'est per naturale. forza, se naturale. Maintenant? Aspetta un momento, devo metterci J'attends, il primo je tenais pas sale de problème pour moi, c'est la même. per moi aussi. Eh. Ecco qua, metti un Maintenant? po' di pecorino. Beaucoup Eccoci, ou un petit peu? No, va bene così, va bene. Tant. Je me ne Basta mets tant. così, ok, C'est c'est suffit très bien, comme ça? suffi. Suffit comme Basta ça. così, Ah, c'est suffit comme grazie. ça, oui. Allora, ci metto questo telefono, io vorrei sapere chi ti chiama. No, non ne pas No, de io l'ho téléphoner, sentito, no. perché, No, c'est ma perché mère. lui c'ha... ta mère. Oui, c'est ma mère. Ta mère. E il mi Voglio dit, vedere- qu'est-ce que un tu giorno, fais là, guarda, dans la un télévision giorno avec io la parlerò, gosse, là, hein? un Et giorno je dis, io parlerò con tua moglie. No, ma me, Sì, non sì. ma femme, Io ma un mère. giorno parlerò con tua moglie e le dirò. Poi ci mettete sopra, lo ricoprite con le fette di melanzana. Che meraviglia. Così. C'est Ecco qua. merveilleuse. Oh, questa c'est rotte, ma non fa niente. C'est la même, c'est la même. Come per C'est esempio, cassé. qualche volta tu gratini? Eh? Qualche volta tu gratini? Gratin, quando ero giovane era un po' gratino. Lo so, questo ci vorrei riflettere un po', non sarei tanto sicura veramente. No, era una domanda così, dicevo, tu qualche volta, qualche fois, gratin anche Je tu. fais le gratin pour l'argent. Quello è vero, Ouais, no, anche senza argento, Ah, secondo me. pour Se rire, tu ci pour pensi, rire, avec les ma tu les non amis. sei cretino. No? Tu gratini vuol dire gratiné, tu fai qualcosa di gratiné nella tua cucina. La sera, tu... la sera. Sì? Vedi, c'ha l'urlo, c'ha il telefono, ha urlato. Allora, poi dopo sul top delle melanzane ci mettete un po' di pan grattato, ecco così, eccoci qua, e lo potete, chi è? Chi era? C'est ma femme. Ta fame, io parlerò con tua moglie prima o poi. Ah, che dans ti le credi? fourne maintenant? Adesso lo puoi mettere nel forno. Avec le foglie Esatto. d'argent. Ici. Allora, questo foglio d'argento è molto utile da mettere alla base come dire, sulla placca del forno, perché fa sì che quando cadono gli schizzi non dovete pulire il forno direttamente, ma questo foglio con una spugnetta e abbiamo risolto. Allora, siamo pronti per metterlo in un piatto e per servire, che è molto carino quello che abbiamo già messo prima. Vediamo se... Andy, lo vuoi fare tu perché scotta troppo, questo è un servizio da uomo, guarda, perché veramente scotta troppo. Allora, nel frattempo io forse posso dare gli ingredienti di questo meraviglioso piatto di anelletti al forno. Allora, per 4 persone, 400 grammi di anelletti, 2 spicchio di aglio, olio extravergine d'oliva, cubi quanto basta, un cucchiaino di zucchero, mezza cipolla, basilico quanto basta, 300 g di pisellini, 2 melanzane, 70 g di pecorino grattugiato, 200 g di primo sale e pan grattato cubi. Naturalmente basilico l'abbiamo detto, sì mi pare che l'abbiamo detto. Pardon, ma avec basilico... le gratin sopra o sotto? No, sopra naturalmente. Ecco, l'appoggiamo nel Un piatto e po' poi di sauce. decoriamo dopo, ce la mettiamo. Pedancini di melanzana fritti e naturalmente noi non è che flambé, noi non flambé. No, rimaniamo qua. No, assolutamente, Flambé. questo è un piatto che non Perché va siamo flambé, qua? No. questo è un piatto che va tenuto così. Eh. È vero, tu sai che vuol dire flambé, no? Vuol dire quando te ne vai in fretta. E non lo facciamo neanche masché, neanche nappé. Na. Né masché né nappé.
pe. No, non è che Cioè, voglio insomma, dire, non ricopriamo questa salsa con una pietanza, questa pietanza con una salsa molto... No, No, c'est suffit comme ci ça. mettiamo solamente un po' di sugo di pomodoro, Un petit peu di se proprio sauce. ce lo vogliamo mettere, così di lato, che oh, va s'il vous plaît, così. oh. Ecco. Questo è veramente un piatto squisito, guarda, un po' così, ecco. E lo vuoi Puoi dire? mettere qua, mannaggia, mi è caduto qua. Puoi mettere una fogliolina qua, io metterei così. Vuoi mettere intero? Metti il gambo, scusi, che No, non c'entra, voglio scusi? mettere il gambo, voglio fare proprio un fiore, guarda, visto che oggi stiamo qua, visto che stiamo facendo, ecco qui, facciamo... Dai, no. Ma un filo di olio, questa è una pasta, perché dovremmo metterci l'olio, Per scusami? guarnizione, ecco, giusto per No, dire questo che è così usiamo l'olio carino, così. extravergine. Ma l'abbiamo usato...